Amici di Verde a Nord-Est, potete vedere qui un Landini, da dove è partita la storia della Landini. Disturbiamo solo un attimo il signor Paolo, che è il signor Paolo Tosato. Lei è un meccanico storico, buongiorno. No, un meccanico vecchio. No, un meccanico giovane, perché è ancora qui a mettere le mani su questi motori. Allora, che tipo di trattore è questo? Questo è un 40 Landini. Di che anno è? Questo qua è nato 32-33. Nel 32, quindi più di 80 anni. Qual era la caratteristica di questi trattori? Perché c'è la bombola e perché a volte erano un po' birichini nel mettersi in moto? Berichini. Questo qua bisogna avere pratica e che la macchina sia a posto, perché se la macchina resta ferma 10 anni e dopo vai a metterla in moto non è vero. Perché li chiamavano testa calda? Perché per metterla in moto bisogna scaldare la testa. La testa del motore che è qua davanti. È un semi-diesel. Allora, grazie al meccanico di Landini, al nostro Paolino, ci ha raggiunti ai nostri microfoni Michele Favarin, che è un piacevole incontro perché è un cultore, uno storico di questi trattori. Allora, chiariamolo bene una volta per tutte anche per i nostri amici da casa. Quando parliamo del Landini testa calda, perché si chiamava testa calda e cosa vuol dire, se ce lo spieghi proprio in termini comprensibili e in poche parole? Il testa calda sfruttava non il principio della compressione, che è stato poi perfezionato dai fratelli Diesel, ma sfruttava un principio semplice della combustione data da una coppa di champagne praticamente incandescente, nella quale veniva spruzzato un gasolio grezzo o anche olio pesante, e questo per induzione scoppiava e creava la massa di fuoco e quindi la spinta del cilindro. Col perfezionarsi delle macchine, delle tecnologie, delle compressioni e soprattutto dei materiali, si è arrivati al diesel. La Perkins aveva intuito che il diesel era il motore che poteva andare nell'Europa, nell'Italia, in Germania, eccetera, e quindi ha acquistato tutte queste ditte che faceva, la Lanz, Bulldog, l'HSC ungherese, ha acquistato queste ditte per avere il portafoglio dei contadini sostanzialmente e fargli cambiare nel giro di 5 anni tutti i testa calda, sostituendoli con i Landini motore Perkins diesel. Questo è l'ultimo esemplare, questo è il 35/8, che la Perkins ha preteso di cambiare la livrea da grigio cenere in azzurro, appunto per dare un tono diverso, ma sempre l'impianto del motore era questo, era questa testa calda qua, questa coppa che faceva incendiare appunto il gasolio. Questa è stata l'ultima macchina, presa di forza, sollevatore, ma non era capace, ancorché con le massime tecnologie della Landini, a competere con la Fiat, il Fiat 80R e tutte le macchine che montavano diesel. Era un altro pianeta. È stata una scoperta storica che ha fatto fallire la Landini, farsi acquistare dalla Perkins, che poi l'anno successivo ha fatto il 35 3 cilindri montando un motore suo, mantenendo il marchio e basta, ed il testa calda è stato chiuso per sempre definitivamente, senza appello, un ciclo storico. Allora, grazie a Michele Favarin, storico e appassionato, che ci ha dato davvero una delucidazione importante sulla storia, su questi 130 anni della Landini. Grazie Michele Favarin. Grazie a voi, grazie a voi. Posto? Grazie. Bene. Ciao, grazie. Quando andate in onda? E dunque, sabato prossimo su Tele5.